Ulteriori sviluppi, restiamo intanto a parlare di trasporti, in particolare di trasporti ecosostenibili, giornata dedicata a questo tema oggi al porto di Venezia, in particolare motori elettrici. Ci spiega di più Antonello Profita. Muoversi inquinando meno e spendendo meno, a parte l'andare a piedi, le opportunità grazie ai motori elettrici sono sempre maggiori e fino a domani è possibile toccarle con mano, anzi provarle con ingresso gratuito, mentre la parte congressuale si occupa di sensibilizzare su questi temi soprattutto enti e pubbliche amministrazioni. Sembra un giocattolino ma non lo è. No, non lo è. Icaro è un 2 posti, più o meno le dimensioni per capirci come quella della Smart, con un bagagliaio molto più ampio. Può fare un 120 km di autonomia e una velocità massima di 70 all'ora. È un quadriciclo pesante, quindi si può guidare a 16 anni. Offerte per tutti i gusti, aspetti avveniristici o ancora legati alla tradizione delle vetture. Abbiamo fatto solo pochi metri, in realtà quest'auto è già stata capace di fare il Giro d'Italia. Motori elettrici in grado di alimentare anche treni turistici di ultima generazione. La nostra azienda nasce nel 62 a Castelfranco Veneto, esporta trenini in tutto il mondo. Nella versione qui proposta, il nuovo Dottobus, abbiamo la possibilità anche di trasportare 72 adulti. E Made in Italy anche nel settore nautico. Allora, questa è un'imbarcazione, un natante elettrico che ha anche il tettuccio fotovoltaico che serve per ricaricare le batterie e dare più autonomia alle batterie stesse durante la navigazione. Ma costa molto? 15.000 euro di listino e la versione solo elettrica che è uguale ma senza tettuccio 10. Dicono siano tedeschi i motori elettrici di massima potenza per la nautica, ma ci spiega Christoph Ballin, titolare dell'azienda leader nel settore, ormai da 9 anni gran parte del lavoro tecnologico e di assemblaggio viene svolto in Italia. Per l'economia un segnale incoraggiante.